Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus e per darvi anche tutte le altre notizie dalla nostra regione. Come sempre il momento più importante dal punto di vista informativo, diciamo, della giornata è il punto stampa che il presidente della regione Luca Zaia farà alle 12:30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi saremo con i nostri giornalisti, le nostre telecamere sul posto per potervi dare tutta la diretta integrale del punto stampa di Zaia che secondo le informazioni che ha fornito il Presidente non si svolgerà domani e domenica, ma noi abbiamo in serbo una sorpresa, un contributo molto importante, sempre con Zaia, che avremo in esclusiva qui sulle nostre emittenti di Media Nord-Est. Ve ne parleremo magari più tardi nel corso della nostra informazione e questa sera con i nostri telegiornali. Quindi siamo in attesa del governatore Luca Zaia che arriverà alle 12:30 puntuale come sempre. Fino alle 12:30 noi faremo il punto della situazione con le ultime informazioni, con gli approfondimenti, con le notizie che arrivano dalla nostra regione. Allora, prima di cominciare a vedere cosa è successo in Veneto, cosa sta succedendo, andiamo a rivedere gli ultimi dati forniti dall'azienda Zero della Regione Veneto che ci dicono che a ieri c'erano 4 casi in più, ovvero 529 casi positivi in Veneto in questo momento. E vediamo che i casi in più sono dovuti a un piccolo aumento riscontrato a Vicenza, +3, e un caso a Verona. Il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 19.261, sono 16.726 le persone che si sono negativizzate e sono 2.006 le persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio scorso all'interno degli ospedali del Veneto e anche nelle strutture extra ospedaliere, perché parliamo di case di riposo e altre strutture simili. Sono 727 in questo momento le persone in isolamento domiciliare. Vi ricordiamo che questi sono gli ultimi dati disponibili e sono aggiornati ieri sera per capire da dove stiamo andando dal punto di vista proprio sanitario, epidemiologico. Bisognerà aspettare il punto stampa di Zaia fra meno di 3/4 d'ora, quando avremo tutte le informazioni del caso sui nuovi numeri. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella, che è molto molto importante perché ci fa capire qual è la situazione degli ospedali del Veneto, e vediamo che in Veneto in questo momento abbiamo 190 persone ricoverate in area non critica, vuol dire persone ritenute non gravi, e abbiamo 171 persone che si sono negativizzate, ovvero che sono risultate negative ai successivi tamponi, e 19 ricoverati positivi al coronavirus. C'è una sola terapia intensiva impegnata con una persona positiva al coronavirus, 10 occupate da pazienti che si sono negativizzati, per un totale di 11. 3.579 sono le persone dimesse dagli ospedali e 1.426 quelle che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto. Rimane sostanzialmente invariato il numero delle persone ricoverate, non sono stati registrati decessi nelle ultime ore. L'ultima parte della tabella è quella che ci fa vedere la situazione degli ospedali di comunità, dove ci sono solo 30 persone ricoverate. Vedete, questo numero è comunque positivo perché sono numeri che calano ogni giorno. 309 dimessi. Nelle strutture di comunità di tutto il Veneto hanno perso la vita 41 persone dall'inizio dell'emergenza. Allora, noi torniamo in studio e prima di parlare d'altro andiamo a risentire cosa ha consigliato il presidente Luca Zaia quando ha fatto un po' uno spot, diciamo, per il Veneto, non più per le partenze intelligenti ma per le vacanze intelligenti. Sentiamolo assieme. I dati sull'emergenza coronavirus stanno lentamente scendendo, ma i rischi sono comunque alti e il presidente della regione Luca Zaia avverte che non bisogna prendere sotto gamba questa fase di convivenza. Dico a tutti massima attenzione, in spiaggia si può andare, si deve andare, ma si deve anche privilegiare non il collo di bottiglia della spiaggia centrale dove ci vanno tutti. Cercate di distribuire le vostre scelte, nel senso che
La spiaggia libera c'è dappertutto in Veneto, non è che abbiamo spiagge intercluse ai cittadini del sabato e della domenica. Ecco quindi l'appello di Zaia alle vacanze intelligenti. Una volta si facevano le vacanze gli appelli per le partenze intelligenti, oggi facciamo gli appelli per lo spazio intelligente. Ecco, lanciamo questa nuova sfida, cerchiamo di dire io mi scelgo la spiaggia intelligente, nel senso che non andremo tutti, adesso non posso citare le località perché poi si arrabbiano i gestori di quelle località, non andrò nel baricentro della balneazione della località X, ma cercherò di andare sempre nella stessa località e scegliere magari la spiaggia un po' più remota, dove di solito ci arrivi camminando sul bagnasciuga e dici guarda qui che tranquillità c'è, perché magari vieni dall'assembramento. Cercate di farlo. Un buon consiglio che siamo certi moltissimi veneti seguiranno. Noi cambiamo argomento per un attimo, andiamo a Padova dalla nostra Valentina Visentin in collegamento Skype grazie ai potenti mezzi di Media Nord-Est. E Valentina, sta per succedere qualcosa di importante a Padova e raccontaci. E la vedete alle mie spalle, siamo all'esterno del VIM, l'istituto di ricerca di Padova, impegnato in questo periodo di emergenza sanitaria nella ricerca per un vaccino contro il coronavirus. Fra poco ci sarà la visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che quest'oggi appunto è attesa proprio tra pochi minuti al VIM, dove verrà ricevuta dal direttore del VIM, dal rettore dell'Università di Padova, dal prefetto di Padova e dal sindaco. Una giornata in cui appunto si farà il punto sulla ricerca e soprattutto poi sarà l'occasione per la senatrice Casellati di visitare i laboratori che ci sono qui alle mie spalle di questo centro di ricerca famoso in tutta Europa. Questa è appunto questa è la mattinata per quanto riguarda la giornata padovana, e per le altre cose c'è stato anche un incontro invece in comune con il comitato SOS Sant'Antonio per fare il punto ad un anno dal passaggio dell'ospedale Sant'Antonio dall'USL 6 all'azienda ospedaliera, un passaggio che però non è stato accettato in maniera totale dalle sigle sindacali, che quest'oggi hanno annunciato per le 2 del pomeriggio un sit-in proprio davanti all'ospedale Sant'Antonio. Valentina, quindi insomma vediamo che Padova come sempre offre moltissimi spunti, moltissime informazioni, tante notizie. Prima di passare alle altre notizie, è già arrivata la Presidente? No, è attesa tra pochi minuti, anche se il cordone di sicurezza che vedete alle mie spalle è già imponente, ci sono carabinieri, polizia, insomma la via non è stata chiusa, ma fra poco si attende l'arrivo della Presidente del Senato, che dovrebbe arrivare attorno a mezzogiorno. Ci sono novità da Padova per quanto riguarda la cronaca, le altre notizie? Valentina, ci senti? No. Abbiamo problemi di connessione. Valentina, ti chiedevo se ci sono altre notizie di cronaca da Padova che possiamo dare in anteprima ai nostri telespettatori. Lo sentiremo nei prossimi servizi che abbiamo già prodotto, perché ci sono alcune notizie interessanti. Una notizia simpatica e molto importante riguarda un'azienda, e questo dimostra delle eccellenze che ci sono nel nostro territorio, perché sarà un'azienda dell'Alta Padovana a produrre i flacconi che conterranno il vaccino per il coronavirus. L'appalto è stato vinto grazie a un accordo da un'azienda, la Stevanato Group di Piombino Dese, che sarà in grado di produrre nei prossimi mesi 100.000 flacconi in grado di contenere oltre 2 miliardi di dosi di vaccino. Benissimo, allora informazioni molto interessanti. Vediamo che dietro di te forse è arrivata una macchina di servizio, può darsi che sia arrivata la Presidente, ci confermi? È arrivata la Casellati. Allora lasciamo Valentina Visentin. No, è arrivato il rettore dell'Università di Padova, ma la senatrice è attesa tra pochi minuti, quindi vi devo lasciare perché forse in un primo momento rilascerà delle dichiarazioni. Benissimo, allora Valentina, eventualmente poi ci risentiremo per capire cosa ha detto la Casellati. Grazie per questo collegamento, non esitare a richiamarci in caso di notizie importanti. Grazie, ringraziamo Valentina Visentin da Padova in collegamento. Vedete, abbiamo inaugurato da qualche settimana ormai questa forma particolare di collegamenti
che riteniamo possano essere molto immediati per fornire tutte quelle che sono le informazioni dalle città, dalle nostre redazioni, che poi vengono trasformate in servizi, in approfondimenti, tutto quello che vedete nella nostra fascia di informazione. Però questo modo molto rapido, molto immediato, se si vuole anche spartano, ma comunque incisivo, ci permette di raccontarvi sempre le realtà dal Veneto in modo assolutamente immediato. Allora, prima di andare alla conferenza stampa di Zaia, che ricordiamo sarà in diretta qui sul canale 18 e anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Telegram, quindi su tutti i social di Rete Veneta sarà possibile seguire la conferenza stampa di Zaia. Vi leggiamo, visto che abbiamo sentito parlare di vaccini dalla nostra Valentina Visentin solo un minuto fa, un lancio d'agenzia che è appena arrivato e dice OMS, Italia pronta a vaccinare il 100% della popolazione secondo le indicazioni del Ministero della Salute. L'Italia è pronta per vaccinare il 100% della popolazione contro l'influenza, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Lo spiega Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, durante una trasmissione nazionale, illustrando una delle armi che potranno contribuire ad affrontare al meglio una possibile seconda ondata di Covid-19 in autunno. Da questo punto di vista, sottolinea Ranieri Guerra, i vaccini ci sono e sono resi disponibili ogni settembre in base alla valutazione prospettica dei ceppi virali circolanti. Quindi una dichiarazione importante, rimarrà da capire la risposta della popolazione a questa disponibilità comunque molto forte di dosi di vaccino. Resta da capire quale vaccino sarà da applicare, lo dicono anche le autorità, insomma ogni anno va valutato quale ceppo si mette in circolazione. Naturalmente dicono tutti che avere un'influenza forte in un momento di possibile recrudescenza del coronavirus potrebbe essere davvero complicato dal punto di vista sanitario, quindi più persone verranno vaccinate secondo le autorità sanitarie meglio sarà. Questo era un po' il punto della situazione. Parliamo ancora di virus con le interviste, con gli approfondimenti che hanno fornito i medici presenti nella conferenza stampa di Luca Zaia. Abbiamo dimostrato che sia le zanzare tigre tanto fastidiose che le nostre normali zanzare, quelle serali, non sono in grado di trasmettere il coronavirus, quindi su questo possiamo stare tranquilli. Parola della direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, anticipando importanti punti della ricerca appena ultimata. Lo studio appena concluso, non è ancora pubblicato, ma ha portato a concludere che questo rischio non c'è. Notizie di grande conforto, visto il risvegliarsi dei fastidiosi insetti con l'innalzamento delle temperature di questi giorni. Le zanzare danno fastidio, possono trasmettere altre malattie, ma non c'entrano nulla con l'epidemia di coronavirus. Nemmeno gli animali domestici trasmettono il virus, ma al contrario siamo noi umani a contagiarli. Parliamo di gatti e cani, sappiamo che possono essere suscettibili, ossia possono prendere la malattia dal padrone, il virus dal padrone, possono infettarsi in maniera sintomatica o possono sviluppare una blanda forma respiratoria prevalentemente, ma non costituiscono un rischio di trasmissione di zoonosi inversa, diciamo così, dall'animale all'uomo. È il risultato dello studio del genoma del virus, da cui è emerso altresì come cambiando il suo ambiente vitale sia diminuita la sua carica virale, e cioè con il lockdown, il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e isolando i malati. Perché i virus sono fatti così, man mano che cambiano e passano da un ospite all'altro, cambiano. Ma ad oggi non abbiamo identificato noi, ma nessun altro gruppo di ricerca a livello mondiale, delle mutazioni che ci possano far dire chiaramente che il virus è diventato più o meno pericoloso. Magari lo vedremo più avanti, ma ad oggi non abbiamo questa informazione. Certamente è cambiato completamente il nostro atteggiamento e abbiamo messo una serie di ostacoli al virus. Ostacoli che è bene perdurino, visto che il virus vive con le basse temperature,
aria condizionata compresa. Certo è che se si creano le condizioni per cui si possono ridurre le dimensioni di queste particelle, pensiamo a una riduzione dell'umidità, per esempio, ci possono essere le condizioni in cui c'è un ricircolo d'aria forzata, ci può essere quello che in alcuni contesti è stato fortemente sospettato, come appunto nella nave da crociera, in cui ci possono essere anche, diciamo, una trasmissione per quella via lì. Informazioni molto, molto importanti che è sempre bene tenere presente quando si va ad affrontare un'emergenza come quella che stiamo attraversando, nonostante tutto quello che si dice, nonostante tutto anche i dati sommariamente positivi, siamo ancora in una fase di convivenza con il virus, quindi è bene conoscere tutti questi dettagli. Noi a questo punto facciamo una brevissima pausa, ma state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma per parlare anche delle altre notizie dalla nostra regione. Come detto, fra 25 minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia. Si tratta dell'ultima conferenza stampa per questa settimana perché almeno in linea teorica, a meno di grandi novità, importanti novità, domani il punto stampa non si terrà, anche per concedere un po' di respiro al Presidente e ai suoi collaboratori, ma noi di Rete Veneta, noi del gruppo Media Nord-Est abbiamo in serbo un'intervista esclusiva di cui vi parleremo poi più tardi nel corso della nostra giornata, quindi domani alle 12:30. Comunque ci sarà modo di ascoltare importanti informazioni dal Presidente, non in diretta questa volta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, ma grazie a una nostra intervista. Poi approfondiremo anche questo tema. Torniamo a parlare di Zaia, ma per un momento lasciamo da parte il tema sanitario, il tema coronavirus. Parliamo di politica e parliamo soprattutto della madre di tutte le battaglie del Veneto di questi ultimi anni, ovvero l'autonomia, perché fra dichiarazioni, forse qualche malinteso, linee politiche che potrebbero anche, chissà, essere differenti, sembra essersi creato un piccolo caso sull'autonomia fra il Veneto e i partiti alleati della Lega, ma andiamo a sentire cosa ha detto Zaia. È legittimo che io parli di autonomia in Veneto o è proibito anche fare questo? Perché se è un tema di lesa maestà, di proibizioni, vedo che ne facciamo poca di strada assieme. Io inviterei tutti a fare, non dico un passo indietro, un passo a lato e guardare in faccia la realtà. In Veneto, i veneti hanno bisogno di tranquillità, punto. E la tranquillità gliela dai ai veneti se ti impegni sull'autonomia. Non si placa la polemica a distanza tra il governatore del Veneto e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dopo che Zaia aveva chiesto un impegno scritto da parte degli alleati a sostegno dell'autonomia, parole che poco erano piaciute alla stessa Meloni. Se poi è lesa maestà porre la questione sull'autonomia, allora vabbè, allargo le braccia e dico, prenderemo quello che passa al convento, però di certo a questo punto diventa la condizione sine qua non. Meloni che aveva ribattuto chiedendo in cambio alla Lega un impegno a sostegno del presidenzialismo. Uno che ha sempre preso i voti personalmente, ha problemi di sostenere il presidenzialismo. Io no, ma ho detto non c'entra nulla con il discorso che sto facendo io. Forse qualcuno si è offeso perché ho detto che l'italianità non passa solo nello sventolare il tricolore, ma anche nel sostegno all'autonomia, sottolinea ancora il Presidente del Veneto. A me non piace che chi parla di autonomia sia ritenuto poco italiano e chi parla di tricolore sia italiano al 100%, perché l'autonomia è prevista dalla Costituzione. Sottoporre il documento non è una questione di poca fiducia né di voler creare le basi per correre da soli, continua poi Zaia. Anche perché penso che ci sia un problema generale, sia difficile sostenere un progetto di centrodestra se poi se ne va un blocco così importante. Conosco Giorgia Meloni, continua il governatore, e la considero una persona intelligente. Mi spiace che stia dando una lettura distorta a questo dibattito. Mi sarei aspettato un colpo di teatro e qualcuno dicesse dove c'è il contratto, firmiamolo. Mi sembra lunare come dibattito in tutta sincerità, perché allora io dico, ma a sto punto vuol dire che vuoi tenere in piedi il dibattito, perché se da Fratelli d'Italia si vuole chiudere il dibattito, Zaia dica qual è il testo, anzi lo sanno già, e noi abbiamo queste modifiche e siamo disposti a firmarlo. E invece vedo che
c'è la volontà di non chiudere, e cioè questo sì mi preoccupa, se posso dire, questo mi preoccupa. Adesso torniamo a parlare per un attimo del coronavirus e vediamo, in provincia di Padova è stato chiuso il primo reparto Covid. È stato il primo reparto Covid aperto nella provincia di Padova ed è stato anche il primo a chiudere. Dopo 30 giorni senza accessi di pazienti positivi, a Piove di Sacco l'URT, l'unità riabilitativa territoriale, si appresta a ritornare alla normalità. A settembre infatti tornerà in funzione. Il reparto all'interno dell'ospedale Immacolata Concezione era stato inaugurato a novembre, ma a febbraio a causa dell'emergenza coronavirus si era visto costretto a cambiare completamente destinazione. Sono stati mesi intensi per i sanitari. La riabilitazione territoriale al reparto Covid subito dopo la chiusura dell'ospedale di Schiavonia la sera del 21 febbraio. Le persone sottoposte a tampone venivano accolte in attesa dell'isolamento fiduciario in casa oppure del trasferimento in altri ospedali della provincia. In pochi giorni, ricordano i sanitari, metà reparto era in mano ai rianimatori, l'altra metà ai medici internisti. Il ricordo più brutto per medici e infermieri è legato alla tosse, uno strazio veder tossire i pazienti per ore senza sosta. Rivivo la condivisione delle paure, delle incertezze, dell'incubo di portare a casa il morbo in famiglia malgrado l'autoisolamento che ci siamo imposti, tutti insieme a lottare contro questa pandemia senza se e senza ma, bardati per ore dentro scafandri sigillati, ricorda l'infermiere Roberto Boscolo, che racconta anche uno dei tanti momenti di condivisione del dolore. Lacrime nascoste raccolte nella mascherina quando misi in contatto un marito ultra ottantenne di una nostra paziente, sentendo che gli diceva che l'amava, che era la sua vita, rassicurandola. Questo ed altro è stato il valore aggiunto di questa terribile esperienza, ricorda Boscolo. Restiamo a Padova, cambiamo argomento, anche se anche questo è un corollario dell'emergenza coronavirus, e andiamo a sentire la rabbia delle scuole paritarie. In Veneto le scuole paritarie dell'infanzia rappresentano circa il 65% dell'offerta formativa. La provincia di Padova conta il numero maggiore, tuttavia ad essere in difficoltà con la ripresa di settembre saranno proprio loro. Siamo stati esclusi dalle linee guida del governo, il grido d'allarme lanciato da FISM, Federazione Italiana Scuole Materne. Oggi però un 10% di scuole le vediamo con grandissime difficoltà a riaprire, quindi i numeri ci fanno un po' paura. Tenete presente che FISM Padova è la FISM più numerosa del Veneto, avendo circa 17.500 bambini. Voi pensate cosa vuol dire raddoppiare il personale? Vuol dire che da 2.500 passiamo a 5.000 persone, è insostenibile. Insomma, il rischio è che molte scuole paritarie possano chiudere. Secondo le direttive del governo, gli spazi scolastici dovranno essere completamente trasformati, gli alunni suddivisi in gruppi che si alternano con didattica in presenza e online, con lezioni della durata di 40 minuti. Con i numeri di insegnanti che abbiamo no, perché non possiamo farlo, perché per contratto c'è un monte ore di impiego e quindi non è possibile farli lavorare 2 volte in una giornata. Il problema grosso, che ancora non lo sappiamo perché non è deciso dalle linee guida, sono i numeri delle sezioni, come verranno composte, perché nelle linee guida c'è scritto di ridurre il numero dei bambini, questo vuol dire raddoppiare il numero degli insegnanti e noi siamo già in difficoltà adesso perché la cassa integrazione non è sufficiente per pagare i nostri dipendenti. A questo si aggiungono poi costi di sanificazione degli ambienti e tutto ricade sulle spalle dei presidi chiamati a decidere sulle modalità di studio. Se da una parte lo Stato ha dato responsabilità ai dirigenti scolastici, da noi la cosa diventa molto più difficile perché tutte le modifiche, tutte le integrazioni che vogliono, noi le dovremmo sopportare di tasca nostra e l'aspetto finanziario ci preoccupa non poco per le modifiche che ci vengono richieste. Quindi restiamo sul tema della scuola e andiamo a sentire cosa dicono presidi e genitori. I primi si sentono lasciati soli, i secondi temono il caos al rientro dalle vacanze a settembre. Rebus scuola. Il prossimo anno scolastico 2020-21 è ancora tutto quasi nella fase ipotetica. L'unica cosa che sembra essere certa, almeno da quello che si evince dalla bozza ministeriale, è che ai presidi viene lasciata autonomia decisionale in materia di organizzazione. Saranno i presidi, dirigenti scolastici, che dovranno decidere come e quali misure mettere in atto. Classi divise a gruppi, turni differenziati, sabato a scuola, distanziamento, didattica online per le superiori, visiere per le maestre dell'infanzia, modifiche se necessarie agli edifici che dovranno essere dotati di banda larga, mentre si abbandonerebbe l'idea del plexiglass. Sulle mascherine dipenderà dalla situazione sanitaria. Se i presidi salgono sulle barricate perché si sentono lasciati soli, non sono da meno i genitori.
Come la vede lei questo inizio dell'anno scolastico 2021? È difficile, speriamo che provvedano alla visiera, che sarebbe la cosa più semplice, e che vadano tutti assieme subito, non a turni. Lezioni online? No, basta. Ci sono un sacco di stabili vuoti che si possono utilizzare, bisogna che hanno 3 mesi di tempo per pensarci, che trovino una soluzione. Certo mi sono posta il problema, se avessi dei figli che vanno a scuola oggi, io non so se li manderei a scuola. Con il discorso della mascherina che si sa fa più male che bene. Sarà un caos, perché se vogliamo mantenere l'alternanza, ad esempio, come si diceva, della frequentazione insomma, di scuola a casa, a gruppi, allora lì c'è un macro sistema che salta, perché è legato anche ai trasporti, è legato a, non so, alla frequenza, all'orario degli insegnanti. Conosco ragazze che avranno la maturità l'anno prossimo, sono già in ansia per questa cosa, perché non sanno assolutamente come sarà affrontato l'anno e come sarà affrontata la maturità, che già quest'anno è stato un po' un punto di domanda. E intanto 60 piazze d'Italia, compresa Vicenza, davanti a Palazzo Chiericati, si sono collegate in un'iniziativa di priorità alla scuola per rilanciare, chiedendo che il mondo della scuola torni al centro delle politiche del governo. Rimaniamo a Vicenza perché grazie anche a Rete Veneta sono state riposizionate le fioriere sul Ponte degli Angeli. Vediamo una foto, chiediamo in regia a Renzo Rigon di farci vedere la foto che ci è arrivata in questo istante. Si tratta della cerimonia di posa dei fiori. Vediamo il sindaco Francesco Rucco e il consigliere regionale Gio Formaggio. Si intravede anche il nostro Carlo Alberto Inghilleri, che poi ci racconterà, e nei servizi di questa sera daremo ampio risalto a questa iniziativa, la cerimonia di posa di questi fiori che, ricorderete, erano stati distrutti durante un raid vandalico di qualche sera fa. Abbiamo saputo che grazie un po' all'interessamento di Gio Formaggio e alla collaborazione del Comune su un'idea di base di Rete Veneta sono state riposizionate le fioriere, e i fiori sono naturalmente bianco-rossi, in onore anche ai colori della città di Vicenza. Vediamo se riusciremo a raggiungere i nostri colleghi sul posto per farci raccontare com'è andata. Insomma, una notizia che esula dall'emergenza coronavirus, è bene ogni tanto anche darla e riproporla. Noi dobbiamo rimanere comunque sull'emergenza, perché, lo abbiamo sempre detto fin dall'inizio, quella che è iniziata come una situazione molto grave dal punto di vista sanitario si è trasformata con il passare del tempo in un'emergenza sociale e in un'emergenza economica, e sono in molti a dire che a ottobre queste due fasi saranno ancora più gravi rispetto a un'eventuale recrudescenza del virus, perché si creeranno tutta una serie di dinamiche sociali e economiche che potrebbero creare grandi difficoltà per moltissime famiglie anche in Veneto, e quindi noi siamo andati a sentire in questo caso i negozi per capire come vedono la situazione. La pandemia da Covid-19 sta facendo pagare un conto molto salato all'economia reale e il futuro sembra non riservare nulla di buono. La ripresa è ancora lontana e per i prossimi mesi dobbiamo aspettarci profonde conseguenze sulla crescita economica e sull'occupazione. Il settore della ristorazione e quello dell'abbigliamento registrano riduzioni di fatturato del 50%, meno 80% l'alberghiero. Siamo in una situazione soporifera, con gli aiuti che stanno erogando, e cioè il protrarsi dei pagamenti fiscali piuttosto che previdenziali, le casse integrazioni, poi alcuni crediti d'imposta che aiutano. In questo momento siamo in stand-by. È uno scenario che preoccupa, c'è grande incertezza e questo non fa bene all'economia, che ha bisogno invece di certezze ed entusiasmo. Se a settembre o all'arrivo del freddo oppure del rinfrescamento dell'aria può succedere qualcosa, siamo preoccupatissimi, perché poi arrivano le feste e se non si vende nel periodo importante
del periodo prenatalizio, allora mettiamo su bandiera bianca. E poi Lunardi si rivolge alla politica: è il momento di cambiare, stop alla burocrazia, basta complicare la vita alle imprese. La situazione che stiamo attraversando può diventare opportunità, dice, opportunità di cambiamento. La politica deve rendersi conto che l'economia prima di tutto, a prescindere, perché senza le attività economiche non si riparte. Questo è il momento giusto per fare le grandi scelte. Se non lo fanno adesso... E insomma un vecchio adagio che i periodi di crisi possano rappresentare anche periodi di opportunità, quindi le grandi scelte, come diceva il nostro intervistato, devono essere fatte adesso, ora o mai più. Vedremo chi avrà il coraggio di fare queste scelte. Per quanto riguarda le scelte della Regione Veneto, per capirle, conoscerle, basterà avere 10 minuti di pazienza, perché, scusate, poco meno di 10 minuti, perché fra poco arriverà il governatore Luca Zaia in diretta qui sul canale 18 e in streaming anche sulla nostra pagina Facebook e con il collegamento anche sul canale Telegram. Quindi state con noi perché fra poco inizia l'ultimo punto di questa settimana. Noi facciamo una breve pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus e anche per darvi tutte le altre notizie dalla nostra regione. In questo momento stiamo aspettando il collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove arriverà fra pochi minuti il Presidente della Regione Luca Zaia per l'ultimo punto stampa di questa settimana, e quindi per avere tutte quelle che sono le informazioni sull'emergenza coronavirus, per capire quelle che sono le novità che strada sta prendendo anche l'epidemia dal punto di vista dei numeri, gli ultimi bollettini, le risorse messe in campo dalla Regione, tutto quello insomma che c'è da sapere. Basterà aspettare qualche minuto e sentire cosa ci dice Luca Zaia. Prima di andare da Zaia vi diamo una notizia di carattere storico, culturale, che può essere interessante per molte persone. Chiedo alla regia di far vedere la fotografia che stiamo mostrando, perché l'Orto Botanico di Padova, una insomma delle meraviglie del Veneto e non solo, compie 475 anni, una storia fantastica quella dell'Orto Botanico, che ricordiamo è in pieno centro, vicino alla Basilica del Santo, quindi un luogo facilmente raggiungibile, che lunedì festeggia appunto i 475 anni con una apertura straordinaria, visite guidate, addirittura visite serali fino alle 11, sarà possibile entrare fino alle 9:30 e poi essere accompagnati da esperti alla scoperta di questo luogo davvero incredibile. Per chi ha voglia di farsi una passeggiata nella storia, nella natura anche dell'Orto Botanico di Padova, è un'occasione più unica che rara. Noi torniamo in studio, siamo in attesa di Luca Zaia. Prima di andare a sentire il Presidente vi diamo qualche notizia anche di carattere turistico e comunque con un risvolto ambientale, perché la ARPAV segnala che la balneabilità del Veneto è al 94% eccellente, conclusa positivamente la terza campagna di monitoraggio regionale. Ci fanno sapere dall'ARPAV che la terza campagna stagionale di monitoraggio della balneazione, svolta dai biologi marini dell'Agenzia regionale per l'ambiente, promuove le spiagge del litorale e dei laghi veneti. Le analisi sono concluse 2 giorni fa e hanno dato esito favorevole per tutti i 174 punti monitorati. I controlli, fa sapere l'ARPAV, prevedono rilievi sui parametri di natura ambientale, quindi la temperatura dell'aria, dell'acqua, il vento, la corrente, le onde, analisi di parametri microbiologici come le Escherichia coli, enterococchi intestinali e altre cose che possono essere presenti nell'acqua, ispezioni di natura visiva, quindi vetro, plastica, gomma e residui bituminosi, e per il 2020 sono previste ben 2088 analisi. Quindi sapere che le nostre spiagge, sia il litorale che quelle dei laghi, sono pulite, la balneabilità è ottimale in tutta la regione, insomma è una buona notizia anche per chi, e speriamo siano in molti, ha intenzione
di fare del turismo di prossimità un'arma strategica per le prossime settimane, ovvero restare in Veneto, fare le vacanze in Veneto dalle Dolomiti fino alle Prealpi, passando per gli altopiani e fino al mare, i laghi, la campagna. Insomma, sappiamo benissimo che ogni parte del Veneto offre scorci meravigliosi, tradizioni bellissime, un comparto enogastronomico che pochissime regioni, pochissimi luoghi al mondo possono vantare. Quindi insomma non abbiamo niente da temere dal punto di vista turistico. Stiamo aspettando l'arrivo di Luca Zaia, stiamo aspettando anche il collegamento dalla regia. Vediamo se riusciamo a collegarci con Venezia in questo momento. Chiedo alla regia di darci qualche informazione. Allora, vediamo se riusciamo a mandarvi le immagini di Zaia dal nostro computer. Sì. Beh, intanto saluto, poi ci saranno i ristoratori del Bassanese che hanno voluto in questa fase finale delle conferenze stampa portare un buffet per tutti voi, per tutti noi, e li saluto che sono Roberto Astuni del ristorante Sant'Eusebio di Bassano del Grappa, con Sergio Dussin del ristorante Pioppeto di Bassano, Roberto Basso Trattoria Paeto Cartigliano e Agostino e Serenella ristorante Al Torcio di Chiampo. Abbiamo dimenticato qualcuno? No. E ovviamente lo portano tutti i prodotti Deco, denominazioni comunali, quindi sono prodotti ipertipici del Veneto e del Bassanese nel loro caso. Altre 3 informazioni: ho dei bimbi che ci mandano dei disegni, questi sono Leonardo e Tommaso Pettenuzzo, 8 e 10 anni, e San Martino di Lupari ci mandano questo che andrà in mostra. I disegni vanno tutti in mostra. Sofia dalla Pellegrina di 6 anni, ci ha mandato questo, e poi Tommaso Rocchi di 9 anni, che è qui anche in sala se non sbaglio, eccolo lì, ci ha mandato questo, che sono le frecce tricolori, il mondo, il virus e il paracadute che lancia 50 euro per il vaccino. Eccolo qua. E quindi che verseremo al coronavirus. Comunicazione. Ho firmato un'ordinanza che vi daremo fra un'ora, nel senso che sarà un po' da fare di maquillage un paio d'ore, dai. Nel senso che magari ricontrollare il testo se ci sono refusi o altre robe. Però l'ordinanza è importante. C'è anche l'assessore De Berti che tocca anche il tema dei trasporti, ovviamente l'assessore Lanzarini e Bottacino hanno lavorato anche loro su questo fronte, e c'è l'avvocato Botton poi per domande specifiche. Allora, l'ordinanza che è valida fino al 10 di luglio, poteva essere anche di più, ma abbiamo detto 10 luglio perché poi c'è anche in arrivo un DPCM il 14, per cui vogliamo anche capire quale sarà l'orientamento nei giorni precedenti al 14. Trasporto pubblico locale di linea ferroviaria, automobilistico, lacuale, lagunare e costiero, cioè tutto il trasporto pubblico locale a terra e in acqua, i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico, tranviario e di navigazione interna, lacuale, quindi i laghi, e lagunare, la laguna, si svolgono nel territorio della Regione Veneto nel rispetto dell'allegato 1. Igienizzazione, obbligo vuol dire che è obbligo, non che, cioè si eviti di star lì a contestare ma la mascherina, Zaia, in pullman, in vaporetto e in qualsiasi mezzo di trasporto ci vuole, treno, ci vuole la mascherina, ma non come dotazione, bisogna indossarla dal momento in cui si sale al momento in cui si scende. L'applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell'attuale offerta commerciale da parte delle aziende di trasporto. Cosa vuol dire? Che uno non è che può dire, visto che adesso si può caricare, riduco i treni. Vi ricordo che il sistema ferroviario regionale ha tutti i treni da menù, da carnet, nel senso che noi adesso siamo ma ormai praticamente siamo a regime.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1 spetta al personale di bordo, cioè vuol dire che mi siedo sulla mia postazione e sto seduto composto, non mi tolgo le scarpe, non metto i piedi sopra i sedili, non metto i piedi con le scarpe sopra i sedili, non mi metto a dormire sui sedili e altre steso ovviamente perché sono seduto, quindi la postazione deve essere quella della seduta, punto. È un fatto di buona educazione. Adesso è la buona educazione che spesso non c'è, ci aggiungiamo anche una regola Covid che è quella di dire attenzione che non potete mettermi i piedi sul sedile di fronte a voi per stendere le gambe o far pedicure durante il viaggio, cioè non funziona così, nel rispetto di tutti quei cittadini che sono la quasi totalità, che sono persone per bene, educate, che hanno idea di cosa siano le norme igieniche e che è giusto che siano rispettati anche da quelli che pensano di essere proprietari del vagone del treno piuttosto che dell'autobus o quant'altro. Quindi siamo a capacità, secondo la capienza, secondo l'omologazione del mezzo, a prescindere dal mezzo. Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati. I servizi di trasporto pubblico non di linea, quindi i taxi per capirci, gli NCC, il noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici di noleggio con conducente di autobus, di gran turismo, insomma, con o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti nel rispetto dell'allegato, sempre lo stesso allegato. Anche questi hanno la capienza totale prevista dall'omologazione. Anche questi, cioè l'autobus che va in gita, piuttosto che l'NCC che so, immaginate un NCC che lo fa con un van, o utilizza tutti i posti del van con mascherina e igienizzazione delle mani con le regole che abbiamo detto. Quindi si liberalizza e si va anche in maniera prudenziale, visto e considerato che oggi noi sappiamo che non ci sono, diciamo, grandissime affluenze nei trasporti pubblici e quindi possiamo anche testare questa nuova modalità che peraltro in giro per l'Europa è già realtà. Messa a disposizione di quotidiani in esercizi di ristorazione e circoli, ma io dicevo non ristorazione, di esercizi pubblici. Sì, ma lo puoi spiegare. Comunque ragazzi, comprate i giornali, comprate le riviste, distribuitele in bar, dalla parrucchiera, dal barbiere, dall'estetista, insomma da tutti i posti dove c'è una sala d'aspetto ed è giusto che le cose che diciamo, che dico, siano lette anche lì, no? Giusto? Bene. E no, nel senso, al di là delle battute, devo anche riconoscere che il sacrificio che hanno fatto gli editori e la stampa, in particolar modo la carta, è stato un sacrificio enorme perché stiamo parlando di 5 mesi di ristrettezze. Se le avessimo pianificate il 21 febbraio penso che ci sarebbe stata una sollevazione. Purtroppo se fate caso, cioè Freud diceva che l'uomo è la specie animale più adattabile che ci sia. Ci siamo adattati a un lockdown che mai avremmo neanche accettato se ce lo dicevano sulla carta di punto in bianco. Pian piano ci siamo arrivati. Quindi tornano i quotidiani, i settimanali, i mensili, gli house organ in tutti gli esercizi pubblici e privati. Quindi non c'è nessun problema a leggere il giornale al bar, anzi andateci, così aiutate il bar e anche i giornali e anche gli editori, insomma, le testate giornalistiche. Negli esercizi di ristorazione, nei circoli ricreativi, il centro anziani, il centro sportivo, il tennis club, tutto quello che viene in mente, quali definiti nell'apposita scheda contenuta nell'allegato 1 dell'ordinanza, e quindi è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune, possibilmente in più copie. Quindi abbiamo chiesto che non ci sia solo una copia, ma più copie, in maniera tale che ci sia anche una diluizione del maneggio, no? Mettiamola così, vediamo di recuperare un po'. Beh, però quella delle più copie non è sbagliata, perché 100 avventori, 100 utilizzatori di una singola copia, 100 avventori, 2 copie, sono 50 utilizzatori, e quindi penso che sia, dal punto di vista clinico, assolutamente da sottoscrivere. Sport di contatto e di squadra, guardate, questa è l'ordinanza, una delle più toste che abbiamo fatto. Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato, punto.
Nel senso che ci si disinfetta le mani, si va a giocare che non ci sia la febbre, cioè quindi c'è un minimo di responsabilità da parte del praticante. Abbiamo messo un allegato all'ordinanza, se non altro per delle linee guida, ma non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio. Si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo, quindi se hai la febbre o hai la tosse stai a casa, perché chi va con sintomi simil coronavirus è una persona che rischia di mettere a repentaglio la vita altrui, per cui è un fatto di responsabilità ed è anche penale. Saune aperte al pubblico, certo, a 80-90 gradi, coppa tutto. È consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura con caldo e secco e temperatura, quindi non il bagno turco. No, vabbè, non ti fa il bagno turco, ti fai la sauna. Regolata in modo, no, lo potete fare da soli però il bagno turco, cioè non è vietato, cioè da soli. Il problema è la condivisione del locale assieme, perché capite che questo aerosol di vapore potrebbe diventare un veicolo terribile, no? Se no, già qualcuno dice che diciamo tutto il contrario di tutto, in modo da essere sempre compresa tra gli 80 e i 90 gradi. Si applicano per il resto le disposizioni dell'apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere. Processioni religiose e manifestazioni con spostamento. Giustamente l'estate ci regala, diciamo, tutto quello che sono manifestazioni religiose / identitarie, che sono, diciamo, le processioni, e è ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano spostamento dell'evento, quali cortei revocativi, pensate che la Dama Marosticana piuttosto che la Dama Castellana, insomma tutti questi cortei, revocazioni storiche eccetera. Ovviamente manifestazioni, processioni religiose, con l'obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, che non è un sacrificio, no? Se un corteo, pensate a un corteo di un funerale, si va con un distanziamento di 1 metro dietro alla bara, o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Cioè vuol dire che se è calca mettetevi la mascherina. Scusate, io lo traduco così, poi a casa ci riempiono di messaggi. C'è sempre la protezione civile e ringrazio i ragazzi che rispondono al call center. Dopo ci saranno degli aggiustamenti nelle prossime ore che faremo, se c'è qualche piccola lacuna, ma spero di no, con qualche FAQ e quindi con qualche parere, però insomma andiamo avanti. Gli organizzatori debbono adottare un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo nelle misure di protezione civile personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici. Sì, stiamo parlando di processioni, di manifestazioni dove ci sono cortei, quindi all'inizio del corteo il prete piuttosto che il capo, colui che fa partire il corteo, dice ragazzi adesso distanza 1 metro e rispettate le regole. Attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere. Questo è un tema del quale io ve ne ho già parlato. Noi abbiamo avuto una generazione di ospedali, pensate Schiavonia, Mestre, L'Angelo, che vengono da una generazione progettuale che viveva e vedeva in un tempo di pace l'ospedale come anche un luogo di meeting, no? Di incontro, e quindi la parrucchiera, il bar, l'edicola, la libreria. Noi abbiamo dovuto, e l'ho fatto con un'ordinanza, chiudere tutto in un periodo nel quale il virus si tagliava col coltello in aria. Adesso ci rendiamo conto che non è colpa di questi operatori se si sono ritrovati in un ospedale, quindi riapriamo tutto ovviamente con le solite regole, le attività dei servizi commerciali di servizio alla persona. Noi abbiamo, per dire, Schiavonia un parrucchiere, dentro c'è il parrucchiere, e anche a Mestre se non ricordo male. Può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui l'allegato 3, le disposizioni che sono quelle, diciamo, dell'ABC, che intanto il cliente, l'avventore
che entra per andare dalla parrucchiera in ospedale si fa tutto il transito al varco e dopodiché all'interno del negozio valgono le regole del negozio di parrucchiere. I nuovi ospedali, vi garantisco, ne abbiamo uno in canna che è quello del Policlinico Universitario di Padova, piuttosto che altre realtà che andremo a progettare, saranno severamente ospedalieri. Cioè noi non possiamo pensare, alla luce dell'esperienza, non sto parlando di colpe del passato, magari io li avrei fatti ancora più commerciali, non ve lo so dire. Oggi noi sappiamo che l'ospedale è un luogo di cura, punto. Cioè non possiamo più permetterci divagazioni sul tema, lo abbiamo visto col coronavirus, abbiamo fatto fiumi di ordinanze per bloccare accessi di qua, accessi di là, e il parrucchiere, i bar e robe, cioè l'ospedale è un luogo di cura, non si discute. Ippodromi. L'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle Politiche Agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e il rispetto delle linee di indirizzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli ippodromi sono aperti, quindi possono, noi abbiamo tutto il tema delle corse di cavalli, delle manifestazioni che molti ippodromi fanno anche di natura benefica, c'è tutto un movimento di caritatevole che fanno eventi charity, no? Dove si fanno raccolte per donazioni, spesso sono anche gli enti pubblici coinvolti e anche in questo sono comprese anche le aste. Questo è un periodo magari nel quale si fanno aste di cavalli e quindi fra l'altro con un'attrattività internazionale elevatissima, per cui è fondamentale dar modo a loro di potersi organizzare. Poi l'ippodromo, insomma, per antonomasia è un luogo aperto, è un luogo che si può prestare al distanziamento sociale senza problemi. La formazione dei lavoratori dipendenti. La formazione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati relativa al percorso sulla sicurezza, giusto? Sì, sicurezza del lavoro. Sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto, vuol dire fine smart working per la formazione, diciamo, e si fa anche in presenza, perché sapete che c'era il limite del collegamento a distanza, scusatemi, e non c'era la formazione in presenza. Adesso la reintroduciamo per i dipendenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Ma le disposizioni finali sono 10 luglio, solita roba, le multe che conoscete già meglio di me, secondo quanto previsto dalla legge, e una preghiera veramente di cuore a tutti di rispettare le regole che sono fondamentali. Se avete le domande... Cominciamo, mani alzate, Emiliano, Van, Nuovo Terraglio, non vedo altri, ma Tosato, Parisi si aggiungerà. Tosato no, Salmaso. Scusa. Domani mi becco un titolo negativo, è colpa tua. Va bene. Hai visto che ho corretto subito? Ma si vogliono bene, credo. Emiliano, prego. Presidente, buongiorno, siamo lasciati ieri appunto con un Ciao. del CTS e Parco Nazionale, invece il Veneto fa un passo in avanti per quanto riguarda gli sport. Sì, ma fra l'altro noi apriamo appunto, nel senso che il 25 è passato, intesa o non intesa andiamo avanti ragazzi. Cioè Guardate, se avessimo dovuto fare tutto quello che era scritto nel vademecum, staremmo ancora qui a parlare se la pizzeria può portare la pizza a casa, perché questa è la verità, lo sapete meglio di me. Non avremo le spiagge aperte, sembrava un'eresia aprire le spiagge il 18 di maggio, per fortuna lo dico perché comunque abbiamo anche affrontato una nuova filosofia, una nuova cultura di approccio al turismo. Dopodiché il virus c'è, va gestito, del resto ve lo ricordate quante volte ve l'ho detto, questa è la fase della convivenza, anche questa è una sfida, non avevamo alternative, non è che a tener chiuso si può pensare che si passa dalla fase 1 alla fase 3. La 2 la dovevamo comunque fare, come l'ha fatta tutto il mondo. Sì, le linee guida sono tutte approvate dalla conferenza, cioè, me lo ricorda l'assessore. Poi lascio la parola anche all'assessore. Non si dice assessoresse. Assessora mi fa schifo, cioè assessore. La Boldrini direbbe di no. Assessore. Io ho detto la Boldrini. Albino, se te tasevi, le donne sono contro di te. Ma credo di avere qualche donna a mio favore. No, quella dice tutta di no. Deputata si può dire.
Deputata si può dire? La collega Vanzan. Buongiorno. Mi pare di capire che questa ordinanza è fatta sulla falsariga di quella dell'Emilia Romagna. Bonaccini l'ha firmata ieri. Quindi ogni regione fa più o meno la stessa ordinanza, cioè, non è una disposizione nazionale, voi ci avete sempre detto che la regione può fare misure più restrittive, non più larghe, e in questo caso invece allargano le maglie. Sì. Quindi volevo capire, A, se c'è un'intesa con tutte le regioni, 2, perché non c'è stata un'intesa con il Ministero, 3, da quando entra in vigore? Cioè, Allora, il 10 di luglio, ma da quando? entra in vigore da domani, dalle 24. Ecco, però voglio ricordare che gli apripista su sta partita dei trasporti siamo stati noi. Cioè, è indubbio, cioè, io ho scritto a Bonaccini forse un mese fa, abbiamo portato avanti le linee guida noi, e devo dire che noi non l'abbiamo firmata ieri sera, ma oggi, semplicemente per un motivo, perché abbiamo atteso la riunione di ieri sera, che fra l'altro si è risolta con un nulla di fatto, e prova ne sia, io vi ho detto, è da giorni vi dico, ce l'ho già scritta, stiamo semplicemente aspettando la validazione. A questo punto ci muoviamo, nel senso che voglio anche ricordarvi che questa ordinanza, se la volessimo vedere proprio in punta di fioretto, è più estensiva di quella dell'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna prevede non la capienza da omologazione, ma i posti a sedere. Noi invece prevediamo che se l'omologazione ti dà i posti a sedere più anche una sola persona, quella è valida, sale mascherina. E poi c'è il problema degli autobus urbani, giustamente mi ricorda l'assessore ingegnere, mi ricorda che l'autobus urbano ha pochissimi posti a sedere e ne ha molti in piedi in omologazione, quindi se io la faccio sui posti a sedere rischio anche di svuotare l'autobus, non di riempirlo. Non ho capito, cioè non c'è stato il via libera ieri sera del CTS? No, non del CTS, tra le regioni non si è trovato una soluzione, nel senso che noi abbiamo il coordinatore della campagna, che è l'assessore Bonavità, il vicepresidente, e che alla fine ci ha portato liberi tutti, nel senso ha rimandato in commissione e noi siamo andati avanti. Noi aspettavamo la riunione di ieri sera per vedere di chiudere in maniera... Che commissione era? La commissione trasporti della conferenza delle regioni? Regioni, sempre regioni. Okay. Quindi ogni regione fa da sé? Sì, assolutamente sì. Okay. Scusate, commissione trasporti della conferenza dei presidenti. Della regione. E c'è, mi scusi, la via libera del comitato tecnico scientifico o no? Sulle linee guida noi abbiamo la via libera del Dipartimento Prevenzione, che è quello che ci serve, delle regioni. Cioè, il nostro c'è. Considerate che c'era un gruppo di lavoro capitanato dal Veneto, per questo dico che sono le nostre, siamo noi che abbiamo guidato questo processo, e i rispettivi, come da mia proposta, dipartimenti di prevenzione hanno fatto da CTS, ci hanno detto va bene così. Noi abbiamo la firma della dottoressa Russo, per dire, no? Ma del resto guardate, è l'ABC, se in auto posso andare con degli estranei con la mascherina, non capisco perché in autobus non lo possa fare. Ovvio che va portata la mascherina. Invece, per quanto riguarda la scuola, in queste ore avete avuto qualche novità? C'è una conferenza alle 13, una videoconferenza alle 13. Ancora no news. Il nuovo terraglio e si prepara Salmaso e poi la Parisi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io prima di tutto dovevo portare un saluto dal gelataio Michele di Mogliano Veneto, che si ricorderà, famoso, che ha spazzato le foglie davanti alla sera, ecco, di cui poi avevamo parlato, e che ieri Fatalità mi ha chiesto se potevo... Grazie, lo salutiamo. E anche un ringraziamento che voleva farle. D'altronde mi ha detto che siccome quel luogo era una volta frequentato, perché sotto c'è un portico abbastanza grande, frequentato da liceali del Berto, era una bella compagnia, lui li teneva anche informati su tante cose, suscitava degli argomenti interessanti, e oggi questi ragazzi non si riuniscono più proprio per paura di essere multati.
per cui la compagnia non c'è più. Per il resto la gelateria va avanti. Bene. Ecco, questo. Una piccola cosa, non so se mi sia sfuggita. Io sono contenta del discorso della lettura dei giornali, perché ero stata la prima a suscitare questo quesito, perché tutti mi dicevano si trovano più sti giornali e nessuno li legge più. Però insieme avevamo, non so se mi sia sfuggito l'altra conferenza, se si è parlato del gioco delle carte anche non solo nei centri. L'abbiamo scritto, tolto, riscritto, tolto, riscritto, tolto. Cioè non riusciamo a venirne fuori. Io devo anche rispettare le direttive della prevenzione. Sulle carte c'è molta ritrosia, che per noi è identità pura, cioè il gioco delle carte. Arriveranno anche quelle, ma non adesso. Anche i circoli per canto di gioco carte. Perché la condivisione del mazzo di carte, che non è che viene gettato ogni volta che si fa una partita, resta lì. Bisognerebbe sanificare, fare, insomma, dobbiamo avere pazienza sulle carte. Ok, va bene, grazie. Prego. Salmaso. Presidente, le volevo chiedere, mi pare che questa ordinanza, in particolare sui trasporti e anche sugli altri provvedimenti che lei ha preso, come ha detto la collega Vanzana, copia un po' quella dell'Emilia, però afferma il principio della totale autonomia delle regioni rispetto agli ordinamenti nazionali. E quali sono le basi giuridiche che lei ha adottato per introdurre appunto queste nuove linee guida? Questa è la prima domanda, poi gliene faccio delle altre. Sì, ma guarda, allora mi permetto di suggerire di dire che noi non abbiamo copiato nessuna ordinanza, perché peraltro il gruppo di lavoro che ha fatto le linee guida siamo noi. Vabbè, ok. No, ma ve lo dico per correttezza anche nei confronti dei miei che hanno lavorato. E qui c'è l'avvocato Botteon. È solo una questione temporale, ecco, mi pareva. Ma sì, fra l'altro giustamente sono anche diverse oltretutto. Cioè noi abbiamo una capienza 100% omologazione. L'Emilia Romagna ha scelto di autorizzare solo i posti, le sedute fisse e basta. Però al di là di questo noi avevamo un'ordinanza molto più complicata, l'avete vista oggi, no? Che ha 360 gradi. Per cui le basi giuridiche sono il DPCM, cioè il DPCM a noi dà la facoltà di lavorare su questo fronte, non c'è nulla di illegale, nulla di avventuroso, abbiamo semplicemente messo in fila il parere della prevenzione, delle linee guida del buon senso. Magari facciamo in modo anche, Carlo, di dare la mia famosa lettera che ho mandato alla conferenza delle regioni sulle mascherine, penso che sulla capienza al 100% penso che sia di un mese fa, e insomma questi sono i risultati. Prego. Ecco, no, per quanto riguarda invece, lei ha fatto riferimento agli autobus che fanno servizi per le gite, ecco, tanto per spiegare nel concreto di cosa stiamo parlando. Ecco, questa ordinanza vale anche per le gite fuori regione, cioè le avevo fatto tempo fa un esempio, ho detto se uno parte un tour di pellegrini che va in Puglia da Padre Pio, cioè quante ordinanze deve superare? Ci sono 7 regioni da attraversare. Ma è valida la nostra. Quindi con questo uno può girare tutta l'Italia? Sì, perché comunque l'autobus ha un punto di partenza che sottostà, dove vige questa ordinanza. Dopodiché noi cercavamo di organizzare anche un'ordinanza unica a livello regionale. Sono convinto che poi si adegueranno anche i colleghi delle regioni, però io non ci vedo la necessità di far scendere qualcuno dall'autobus perché è partito, che so, da Venezia e va fuori regione e lì c'è un'altra ordinanza. Beh, forse in Campania qualche... Non so, te lo so dire, però insomma l'importante è essere partiti, poi vedrete che la chiudiamo bene questa partita. Su questo sì. No, sempre in termini di trasporti, c'è, come dire, la Bartolini ha sede a Bologna, ovviamente stiamo parlando di un settore completamente diverso, però anche quello è molto importante perché è un veicolo fondamentale nella distribuzione delle merci nel nostro paese. Avete sedi della Bartolini, ci sono anche in Veneto, adesso evitiamo di dire le città nel dettaglio. Avete preso dei provvedimenti di controllo preventivo per tracciare gli spostamenti dopo quello che è successo a Bologna, oppure è un problema che non si pone secondo lei? No, non abbiamo, c'è il rispetto delle linee guida, delle ordinanze, non abbiamo. Sì, ma è un fronte più sanitario di controllo. Sì. Parisi. Presidente, buongiorno. Ciao. La
mia domanda, nonostante questa verteva sulla scuola, nonostante quest'ultima ordinanza sia veramente molto complessa e tratta tantissimi temi, aveva già anticipato la Alda, avete la videoconferenza alle 13 e ieri si è inceppato qualcosa nell'incontro che c'è. Poi vi lascio con l'assessore Lanzarin che ha seguito da vicino questa partita della scuola. D'accordo, grazie. Prego. Poi c'è anche l'assessore De Berti se qualcuno vuole per i trasporti o ulteriori delucidazioni. Andrioli, Giacomuzzo, Bo. Buongiorno Presidente. Ciao. Che cosa è rimasto fuori? Bella domanda. Il gioco delle carte di sicuro. Non ho capito. I grandi eventi, questo sì, i grandi eventi, c'è il mega concerto piuttosto che i grandi assembramenti. Sì, mi ricordo i grandi eventi sportivi, sono il Giro d'Italia piuttosto che le grandi manifestazioni, ma ovviamente sono temi che stiamo affrontando. Considerate che c'è questa deadline del 15 di luglio del governo e lì si capirà anche rispetto alla mascherina, si capirà quali saranno le nuove linee guida per la mascherina e di conseguenza il governo se reitererà alcune misure oppure no, di quelle diciamo interdette, no? Cioè, alcune attività. Io sono convinto che ci sarà più apertura del 15. Che cosa succede allora tra il 10 luglio per quanto riguarda il Veneto e il 14 con l'attesa di un DPCM nei 4 giorni di scambio? L'abbiamo fatto così, prima di tutto perché se il DPCM anticipa noi riusciamo ad adeguarci in tempo reale, se no facciamo semplicemente rinnoviamo l'ordinanza. Sì. Un'ultima precisazione che mi manca, trasporto pubblico locale, terra e acqua, quindi obbligo di mascherina e igienizzazione, seduti a capacità totale, quindi anche in piedi? Sì, sì. Ecco, sì. È questa... Tanto questo di linea e non di linea. Certo, è uniformità tra linea e non linea, privati o pubblici. Dopo c'è anche l'assessore De Berti, una di due parole ve le dice su questa tormentata scalata all'ordinanza. C'era la Giacomuzzo. Sì, no, poi avevo una domanda su questo. Guarda, Giacomuzzo, Bonnet, di nuovo Salmaso. Sì, dubbio no, se no la De Berti poi. Sì, vi lascio la De Berti che così. Scusa, non ho capito una cosa. Prego. L'ordinanza sul trasporto pubblico è stata autorizzata dalla dottoressa Russo, ma Dal Dipartimento di Prevenzione del gruppo di lavoro delle regioni. 5 regioni sono, no? Comitato scientifico? No. E quindi il Comitato Scientifico Veneto si è espresso? No, su questo no, perché non viene interpellato su questi temi. Viene interpellato sui temi clinici, sulle attività cliniche da fare, ma non su questi. Sul gioco da squadra di contatto, sì. C'è il rischio che venga fermato o bloccato perché a livello nazionale si brancola nel buio oppure secondo me no. Sì, giustamente mi ricorda l'assessore Bottacin, perché il DPCM dice che è l'intesa a meno che le regioni non facciano le linee guida, noi abbiamo fatto le linee guida. Grazie. Prego. Di nuovo Bonnet. Di nuovo. Volevo dire l'esordio oggi. È l'esordio. No, volevo, magari forse lo sa meglio l'assessore De Berti, ma i servizi sono ripresi a pieno regime, ferro, gomma, perché noi diamo il via libera, però se questi non fanno le corse magari... No, hai ragione, guarda, dopo ne parlerà l'assessore, vi dà un po' di dati, perché le avevo chiesto questo. Per noi fondamentalmente con il servizio ferroviario regionale siamo pressoché a regime, parlo dei nostri treni. Allora se mi dite dire, ma una freccia non c'è, ma le frecce non sono nostre le frecce. E in generale questo dà ossigeno, perché comunque c'è stato un periodo di caos anche dettato dal fatto della restrizione dei trasportati, cioè quando tu riduci del 50% il trasporto lo riduci a bordo e poi lo riduci anche a terra perché elimini corse, viene fuori un casino. Questo dovrebbe permettersi di andare in maniera più, diciamo, ragionevole. Dopo l'assessore Berti, Marco ti dà altro? E c'era Salmaso. No, ero incuriosito da un esempio pratico, se potevamo poi dare un servizio un po' più preciso ai lettori, che è questo. Cioè, lei ha detto ora che le frecce rispondono ovviamente ad un'altra organizzazione, ma se uno prende la freccia a Venezia per andare a Milano,
Quindi vale il regolamento nazionale per capirsi oppure nel tratto veneto? Perfetto, un treno regionale che da Verona va a Brescia o va con le ferrovie nord di Milano in Veneto può girare a capienza piena, quando varca il confine cosa scatta? Scatta che se non si adeguano possono dire che la prima fermata devono scendere, però bisogna che... Sì. Infatti stavo dicendo, però in questo momento abbiamo una capienza che non arriverà mai. Cioè dice, non c'è domanda in sostanza del servizio, ecco, no. Poco tempo. Però l'abbiamo fatto perché anche questo, come la spiaggia il 18 di maggio, sì, per dare serve per far fare un altro scatto all'ingranaggio, perché sennò qua stiamo sempre a prendere la mira e nessuno mai spara, cioè questo è il problema, in senso positivo, lo dico da obiettore di coscienza. Quindi lei si augura che questa ordinanza del Veneto venga adottata anche dalle altre regioni proprio per evitare questi... Ma di certo noi non torniamo indietro. No, questo l'ho capito. Riesce a convincere anche le altre regioni ad adottare... Ma sì, ma se ne parlerà. Ieri sera noi eravamo convinti di chiudere una partita nazionale. Dopodiché c'è stata un po' di discussione, insomma, sana discussione, e a questo punto abbiamo visto che come si può dire, l'argine si è rotto, e a questo punto facciamo... Noi, per correttezza non abbiamo fatto l'ordinanza questi giorni, potevamo farla. Vi basta? Passo la parola agli assessori. Ancora Vanzana, ancora Emiliano. Poi passiamo all'assessore. Presidente, mi pare di capire che l'unica cosa positiva che ha portato l'emergenza sanitaria è il fatto che d'ora in avanti chi si fa il pedicure sui sedili dei treni sarà multato. A quanto ammontano le multe e chi vigila? Chi vigila perché cioè in autobus cosa fa? L'autista scende e fa la multa alla signorina che si mette i piedoni sopra, cioè non è una cosa da poco. Cioè, o il signorino. O il signorino. Che è più facile. Bah, sai, la contravvenzione la rileva qualsiasi pubblico ufficiale, nel senso che non è che c'è una persona dedicata a controllare le applicazioni dell'ordinanza della Regione del Veneto. Quindi immagino che lo possa fare anche direttamente il controllore. C'è scritto, l'abbiamo scritto. Abbiamo scritto anche il personale di bordo, proprio per risolvere un dubbio. Da 400 a 3.000 euro. 1.000 adesso li hanno portati a 1.000. Li hanno portati a 1.000, però costa massa pedicure 1.000 euro. Conviene andare da chi li fa professionalmente, costano molto di meno i pedicure. Quindi da 400 a 1000, da 1000 a 400, 1000. Ah, okay. 400 euro a 1.000 euro la multa. Scusate, io ero rimasto a quella 400 3.000. Emiliano. Presidente, mi permette una battuta scherzosa? Prego. Dopo 126 giorni, il primo weekend libero, ho già un programma e mi mancherebbe. No, ma mi permetti una battuta scherzosa? Dove sei andato in ferie mentre noi eravamo qui a lavorare? Non si parla di me ma di lei in questa domanda. No, stavo pensando addirittura di venire anche domani. C'è l'assessore qua che era preoccupata, aveva detto forse domani, non lo so, se abbiamo... Allora, guardate, noi abbiamo, giustamente anche perché per noi è stata una faticata al di là delle battute e anche per voi perché ci avete seguito. Noi martedì chiudiamo ufficialmente con l'appuntamento quotidiano, dopodiché alla bisogna, voi capite che se è un'ordinanza come questa faremo le convocazioni qui in modo tale che siate anche più agevolati nei parcheggi, nelle attività di movimento e può essere una conferenza alla settimana, 2, 3 in base alle informazioni. Io con i veneti per vostro tramite voglio continuare a informarli, cioè i veneti devono essere informati e il vostro lavoro è stato eccezionale, cioè, immaginate la gestione di un'emergenza come questa senza la comunicazione, è stato un caos, oltre all'inquietudine, l'ansia di non sapere cosa si può fare. E comunque arrivano un sacco di messaggi di richieste di informazioni, questa è la dimostrazione che i veneti hanno voglia di sapere, perché c'è senso civico, no? 15.000 chiamate solo qui abbiamo avuto, ai centralini qui. Allora, Salmato. Io avrei una domanda extra se è possibile. C'è un tema oggi che sovrasta gli altri e riguarda i vitalizi, Presidente, nel senso che la decisione della Commissione Tecnica del Senato ovviamente sta rimescolando tutte le carte e sembra che appunto ora anche la Camera debba adottare un provvedimento analogo
e a cascata molto probabilmente anche quello che avete fatto nei consigli regionali potrebbe tornare in discussione. Ecco, qui l'impressione è che al di là delle 5 motivazioni tecniche nella delibera presa dalla Commissione ci sia però un gioco delle parti e qualche esperto, come dire, abbia utilizzato bene gli strumenti legislativi per smantellare, come dire, invece una linea che era stata presa e che appunto puntava al risparmio. Volevo capire il suo punto di vista, so che la Lega è stata categorica, però l'impressione è che si debba ripartire da zero. Insomma. Ma guarda, allora, ti ricordo che noi abbiamo fatto negli anni le riduzioni d'ufficio durante la crisi non so, del 5-10%, non mi ricordo più, dei vitalizi, e ce l'hanno impugnato. Dopo è stata fatta la grande riforma dell'eliminazione del vitalizio e l'introduzione del sistema contributivo, no? E io confermo che il sistema contributivo sia assolutamente il miglior sistema, cioè uno paga, come accade dappertutto, la contribuzione e alla fine avrà un trattamento pensionistico, punto. Poi sinceramente non conosco nei dettagli la vicenda del Senato, penso anche che poi sia fondamentale in questi casi arrivare a sentenza, e qui mi sembra che non siano arrivati a sentenza, perché sono nella commissione di, come si chiama? Però siccome adesso non vorrei entrare troppo in questioni magari, il taglio dei vitalizi è stato deciso ovviamente dalla Presidenza della Camera e dalla Presidenza del Senato sulla base dell'autodichia, quindi sono meccanismi di autoregolamentazione, di autogoverno interno che gli organi adottano e quindi possono decidere di aumentarli, tagliarli. Sì, ma ciò non toglie che si possa andare a sentenza. Una sentenza sarebbe... No, poi le sentenze sono dei ricorsi fatti, mi pare, tramite l'avvocato Pani, dalla Corte Costituzionale sulla base dei principi. Ma le sentenze fanno giurisprudenza, no? Per questo è un provvedimento interno invece che però potrebbe già azzerare tutto. È ben lontano dalla sentenza che avrà tempi diversi, ecco, questo mi pareva di capire. Sì, ti dico, per quanto riguarda la Regione confermiamo un sistema contributivo, appunto. Dopodiché la vicenda nazionale sinceramente non mi sono mai entusiasmato, ma non perché so che va di moda dire che bisogna essere contro tutto, mi sono entusiasmato perché ci immaginavo come tutti voi che andasse a finire così, cioè non penso che non ci siano state sorprese, no? No. Cioè adesso, se non siamo ipocriti, sapevamo tutti che alla fine trovavano l'uovo di Colombo per dire che era illegittimo. L'hanno fatta anche stavolta, no? Va bene. Questa storia dei diritti acquisiti è una storia che se non viene chiarita da sentenze, diciamo, di alto valore, cioè non ne veniamo più fuori, perché poi fanno giurisprudenza, se fanno giurisprudenza allora ci si muove, se no no. Io l'ho visto quella volta con la riduzione dei vitalizi per noi, c'è stata, per chi già percepiva il vitalizio, forse era il 2010-2011. Se non avete altro passare la parola in successione all'assessore De Berti che vi dà. Io chiederei un'inversione, Presidente, perché siccome c'è la riunione sulla scuola, se qualcuno ha domande sulla scuola liberiamo subito l'assessore Lanzarin. Qualcuno ha domande sulla scuola? Sì, avevo una domanda. No, un attimo, lascio il posto. Okay. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Fra un paio d'ore avete l'ordinanza. Sì. Grazie. Allora, le domande sulla scuola che l'assessore poi deve salire. Una conferenza anche domani se Allora, io vi dico lo stato della situazione. Ieri c'è stata la conferenza delle regioni dove si è discusso e c'era anche all'ordine del giorno la discussione sulle linee guida e sulla riapertura, quindi il discorso del calendario scolastico del 14 di settembre. C'è stata una discussione accesa tra i vari presidenti perché non tutte le linee che erano state varate dalla regione sono state poi recepite per quanto riguarda appunto il CTS di istruzione, e in particolare i punti insomma di maggiore scontro erano quelli della mascherina in classe, nel senso che le regioni dicono, cioè scriviamo che non è obbligatoria la mascherina in classe, e qualora a settembre, quindi 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico, ci fosse una situazione di un certo tipo, allora il CTS potrebbe pronunciarsi e dire che è meglio utilizzare la mascherina in classe, ma non la mettiamo oggi nelle linee guida come un parametro già da attuare. E quindi su questo le regioni hanno tutte all'unanimità insomma chiedevano che venisse rimodulata questa dicitura.
Poi c'era la questione del trasporto scolastico, in cui si cercava di demandare agli enti locali e alle regioni tutta una rimodulazione per quanto riguarda il trasporto scolastico, con tutte le ripercussioni che potevano avere, e quindi si è chiesto invece che questa sia una partita di concerto col Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Istruzione, quindi che non ci sia questa demandare tutta la partita del trasporto scolastico. E poi c'era la partita importante, imprescindibile, delle risorse, ossia si varano le nuove linee guida, si vara l'apertura del nuovo anno scolastico, però bisogna che ci sia garanzia rispetto alle risorse economiche, le risorse in termini di personale ATA, che non c'era ancora. Ci siamo quindi dati 24 ore, perché con questi nodi aperti le regioni non davano l'intesa ieri, e oggi adesso c'è appunto conferenza delle regioni straordinaria, conferenza unificata per cercare di chiudere l'intesa. C'è stata tutta una trattativa fino a ieri sera alle 7:30, ma fino alle 9 di ieri sera, in cui almeno, e adesso vediamo, sembrano che le richieste delle regioni, quindi quelle delle garanzie rispetto alle risorse, quelle delle mascherine, quindi non mettendole più già nel documento, ma solo verranno valutate a settembre con la riapertura delle scuole, quindi solo con un quadro epidemiologico di un certo tipo, siano state accettate. Però adesso lo vediamo e quindi sapremo nel pomeriggio appunto se c'è intesa, e si discuterà e ci sarà anche l'eventuale decisione per quanto riguarda la riapertura dell'anno scolastico. Questa è la situazione insomma ad oggi. Bone. E quanti soldi servono al Veneto? Come? Quanti soldi ci servono? Non c'è stata una quantificazione, mi sembra insomma, però la garanzia da parte del Ministero delle risorse anche soprattutto legate a un aumento del personale ATA, che sappiamo che con tutte le procedure di sanificazione, arieggiamento e tutto il resto insomma diventano ingressi, quindi scaglionati, nel senso un ingresso, un'uscita, insomma diventa personale molto importante. Noi abbiamo posto anche la questione delle scuole paritarie, perché chiaramente altrimenti rischiamo sempre di avere le scuole paritarie, che sono una caratteristica molto veneta, di rimanere escluse eventualmente da adeguamenti, da risorse aggiuntive anche per quanto riguarda il personale, e quindi anche su questo hanno detto che si pronunceranno e vedremo insomma qual è l'esito del pronunciamento che il Ministero vorrà fare. Credo che in conferenza adesso insomma dirà insomma un po' quelle che sono le basi su cui poi che ci sia poi l'intesa finale insomma. Emiliano, altri? Assessore, solo un chiarimento, e il Veneto è del fronte del no mascherine? Noi siamo sul fronte del no mascherina in classe se non è necessario, quindi cosa diciamo? Se a settembre, al 10 di settembre ci dovesse essere una situazione in cui si dice la mascherina è obbligatoria, allora la valutiamo. È chiaro che se ci dovesse essere una situazione di un tipo insomma molto marcato e forte, c'è anche sempre l'ipotesi della chiusura, quindi però la valutiamo nel momento. Oggi ci sembra inutile dire in classe con mascherina. Grazie assessore. Libererei l'assessore Lanzari. Assessore De Berti, prego. Vuoi introdurre tu o facciamo subito domande? No, domande. Ecco, partiamo da Bonet. Come va la situazione? Perfetto, beneficio anche delle TV. Allora, volevo capire qual è lo stato attualmente del servizio, okay. Ferroviario e su gomma, cioè è stato ripristinato il numero pre-Covid delle corse? No? No, non su gomma e sull'acqua non sono al corrente, perché sapete che per quanto riguarda la gomma e l'acqua la scelta della programmazione è in capo agli enti di governo. Noi abbiamo la programmazione sui treni. Sui treni sostanzialmente abbiamo fuori, io vi dico il 95% dei treni, perché qualche corsa ad esempio sulla Calalzo Ponte nelle Alpi non è stata ristabilita per mancanza di utenza, però ci sono alcune linee dove abbiamo il 100%. Anche quelle segnalazioni che sono arrivate da alcuni pendolari, soprattutto quelli che lavorano a Venezia per il rientro a casa nelle ore serali, i treni, vi avevamo già comunicato, bene o male vengono ripristinati, sia quelli di competenza della Regione sia quelli di competenza dello Stato, perché vi ricordo che sul Brennero Bologna e sul Venezia Trieste ci sono dei treni che sono di competenza dello Stato e sono pagati dal
dallo Stato. Per quanto riguarda gli autobus, le aziende ovviamente sono in difficoltà, ma varrebbe la stessa cosa per Trenitalia, perché erogare un servizio, far rientrare dalla cassa integrazione il personale, mettere fuori gli autobus vogliono dire costi, e ricordo che nel decreto rilancio siamo ancora fermi ai 500 milioni di cui il Veneto godrà del 10% e la metà di questi soldi andranno nel rimborso degli abbonamenti, che per me è fondamentale ribadire, perché ancora arrivano mail di persone che chiedono, soprattutto genitori che chiedono se gli abbonamenti, dove ovviamente il servizio non è stato usufruito per la chiusura delle scuole, verranno rimborsati, chiusura scuole, chiusura aziende eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri, perché a livello nazionale li stanno definendo, però diciamo che ieri è stato convocato il tavolo dei trasporti con le aziende dei trasporti, Lupi e Lanci, e si è valutato sostanzialmente che l'ipotesi più diciamo meno burocrate a settembre, quando i genitori andranno a rinnovare l'abbonamento dei figli, rinnoveranno l'abbonamento annuale pagando sostanzialmente le mensilità meno quelle che non hanno usufruito. Questo nel rimborso degli abbonamenti toglie dall'istruttoria sostanzialmente l'85% del problema, perché è inutile che andiamo a complicare le cose. Tutti coloro che avevano l'abbonamento a scuola e che andavano a scuola semplicemente pagheranno meno l'abbonamento annuale, perché se noi seguiamo le regole che hanno dato, perché subito si dava un termine si voleva dare, ed era questa la proposta nazionale, dove io sinceramente mi sono un po' messa di traverso, nel senso che di dare la possibilità all'azienda di fare l'istruttoria entro novembre. L'azienda doveva scegliere se prorogare l'abbonamento o dare i voucher, e poi i voucher dovevano essere spesi entro il 31 dicembre di quest'anno. È ovvio che è una presa in giro, perché non andiamo da nessuna parte. Se io genitore vado a rinnovare l'abbonamento a settembre, ho diritto di sapere di avere scontati quei mesi che non ho usufruito del servizio. Però tenete presente che di settimana siamo ancora ad un'utenza molto bassa, perché insomma sui treni parliamo ancora del 25%, cioè pian pianino sta aumentando, però tenete presente che le università sono chiuse, lo smart working è ancora molto forte, i turisti non ci sono, quindi anche il problema che ponevate prima, che era lo stesso problema se noi non avessimo fatto questa ordinanza che ci ponevamo con i treni che arrivavano o dovevano andare in Emilia Romagna, l'utenza è ancora talmente tanto bassa che non credo ci saranno problemi, partendo dal presupposto che le due ordinanze sono diverse. Perché l'Emilia Romagna dice 100% dei posti seduti sui treni e sugli autobus extraurbani. Sull'urbano, dove i posti sono più che altro in piedi, rimane la regola credo che avessero applicato il 60% loro. Noi invece diciamo via il distanziamento su tutti i mezzi, anche perché dopo dipende dall'omologazione dei mezzi, perché ci sono dei mezzi che hanno tanti posti seduti e pochissimi in piedi, tanti mezzi che hanno metà posti seduti e metà in piedi. Io prendiamo un treno, prendiamo il ROC, che ha 700 posti seduti e 500 in piedi più o meno. Cioè, se io avessi applicato la regola dei posti seduti, allora il 60% tra posti in piedi e posti seduti, sostanzialmente arriviamo a 1200, arriviamo più o meno a 700 posti. Se io avessi applicato la regola dell'Emilia Romagna, dico solo i posti seduti, sono sempre 700, cambia niente, cioè non cambia alla fine la dicitura. Però siccome partiamo dal TPL non di linea, dove stanno soffrendo, e abbiamo incontrato con l'assessore Marcato anche questa mattina, soprattutto i bus turistici, giustamente loro dicono: se non sblocchiamo, perché i bus turistici non hanno i posti in piedi, hanno solo i posti seduti, quindi comunque hanno 25-30 persone, allora c'è una forte richiesta anche da parte delle aziende di dire: se dobbiamo ripartire, cerchiamo di ripartire senza avere
freni ai piedi, perché già la situazione è difficile di per sé. Se in più partiamo a rallentatore, c'è già il turismo, insomma, che ha bisogno di una spinta. Dopo è ovvio che è obbligo la mascherina e l'igienizzazione delle mani. Su tutti i mezzi di trasporto c'è già l'obbligo di mettere il dispenser con l'igienizzante, quindi basta avere un po' attenzione, se non ce l'hai dietro igienizzati con quello che trovi nella stazione piuttosto che sul mezzo di trasporto. Assessore, scusi, per restare in tema rimborso abbonamenti o comunque scorporo, no, dai prossimi, abbiamo una stima di quanti potrebbero essere i costi, ad esempio, per il trasporto urbano ed extraurbano? Guardate, avevo fatto l'ultima volta che vi avevo detto i calcoli, eravamo, se non sbaglio, a dei ricavi 25 milioni per i treni, che erano i ricavi da abbonamento, e poi c'erano i 103 milioni, se non sbaglio, per l'acqua e la gomma. Quindi siamo più o meno a 128 milioni di euro per i ricavi da abbonamento. Poi c'è tutta la bigliettazione ovviamente giornaliera. Se io calcolo 128, ma insomma calcolo più o meno 10 milioni gli incassi mensili da abbonamento, solo i 2 mesi che io ho tenuto chiuso tutto, dove ho avuto un 5% dell'utenza che ha utilizzato i mezzi pubblici, perché io ho avuto un meno 95%, cioè se pensate solo quei 2 mesi, non credo che ci saranno tante situazioni dove io non potrò rimborsare gli utenti, quindi parliamo di un 20-25 milioni, forse anche qualcosina in più, che così ad occhio e croce saranno i rimborsi per il mancato utilizzo degli abbonamenti. Altre domande? L'assessore diceva che quasi tutti i treni sono stati ripristinati. Mi chiedono il Adria Venezia della mattina delle 7.55, mi sollecitano di nuovo il serale, quello per Trieste delle 23, se non vado errato. Cioè Adria Mestre è una cosa, poi ci sarà il Venezia Trieste, che è quello delle 23.03, esatto, che era quello indiviso di competenza dello Stato, che se non mi ricordo l'avevate già scritto, è il 29 giugno che verrà reinserito. E quello dell'Adria Venezia invece della mattina? L'Adria Venezia che quello è sistemi territoriali, quello della mattina verifico quando lo ripristinano. Okay. Quindi siamo però, mi pare di capire, ad una offerta che si sta ritornando quasi alla normalità, però un'utenza molto bassa ancora. Allora, c'è un'utenza molto bassa che teoricamente l'utenza bassa non giustificherebbe un'offerta che è tornata quasi al 100%, a parte qualche treno, però purtroppo ci troviamo nelle condizioni che i turni di lavoro, l'andare a lavorare, ci sono soprattutto verso Venezia, ci sono molte persone che se tu non gli metti il treno devono andare a lavorare con la macchina, con notevole dispendio di costi per parcheggi, autostrada, benzina, eccetera. Quindi diciamo che di quei 25% di utenti che si stanno muovendo dovrebbero quasi tutti essere accontentati. È ovvio che di settimana in settimana stiamo vedendo dei piccoli aumenti, cioè insomma speriamo che se le università riapriranno, la scuola sicuramente a settembre questo problema dell'utenza diciamo che esploderà l'utenza, perché con le scuole è ovvio che comunque da settembre non avremo potuto mantenere il droplet, ne abbiamo parlato tantissime volte, cioè le soluzioni erano 2: o raddoppiavi tutti i mezzi possibili e immaginabili, treno, acqua, gomma, ma non era possibile, oppure mettevi in campo tutti i mezzi privati a supporto del trasporto pubblico locale, ma voleva dire un costo esorbitante. Quindi se la situazione di contagio del virus è quella di oggi, diciamo che possiamo azzardare il zero distanziamento, purché ci sia la mascherina. Ricordo che l'ordinanza dura fino al 10 luglio, quindi vediamo nelle prossime 2 settimane che cosa succede, perché anche per noi è necessario vedere poi qual è la reazione e quali sono le situazioni. Guardate, io da diverse settimane ormai sto venendo
in treno quando vengo a Venezia. Bene o male ci sono dei treni che sono vuoti, soprattutto quelli la mattina presto, insomma, dove non ci sono problemi di capienza con il droplet, e ci sono treni che si stanno riempiendo bene. Siamo ancora nel rispetto della capienza del droplet, però nell'arco di qualche settimana, poi se il turismo riparte, avete già visto che nel fine settimana, il ponte del 2 giugno, c'è stato il caos, insomma, in un giorno dover mettere 29 treni straordinari, cioè, dopo bisogna anche a un certo punto invogliare, dare messaggi di positività agli utenti. Possiamo chiudere? Andriolli, posto? Grazie, arrivederci. Una domanda per l'avvocato Botteon. Botteon, tuo microfono. Comincia il famoso massacro Botteon. No. A che quota di numero di ordinanze siamo? Quante ne ha vagliate? Quante ne ha controllate? Io nessuna, perché fa il Presidente, siamo l'ultima era la 60, quindi saremo a 61, 62. Ordinanza Covid. Sì, della regione, sì. Legate a situazione Covid. Sì. L'ultima appunto era quella sui trasporti specifica, aveva il numero 60, la nostra, diciamo quella generale 59, quindi probabilmente saremo su 61-62. Dovrebbero essere le ultime. No, non è. Questa era la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, abbiamo sentito molte novità, una nuova ordinanza in arrivo, appena sarà a nostra disposizione la condivideremo anche sui nostri social, come facciamo con tutto il materiale che arriva dalla Regione. Noi ora facciamo una pausa, ma state con noi perché la nostra informazione prosegue e poi ci rivediamo questa sera con i telegiornali di Rete Veneta.